Una delle corse più interessanti del pomeriggio della serata al Savio. C'è un ritiro, quello di Evita Tunes, in questa quarta corsa sul miglio, che vede di fronte 6 concorrenti di 3 anni. Lo schieramento: 1 Eres Dorial Mail, 2 Einstein Grad, 4 Excellent Point, 5 Eleanor Di Poggio, 6 Ernesto Spritz in seconda linea, 7 Estelle Matto. I favori sono per Eleanor Di Poggio in chiusura, numero 5 Giampaolo Minnucci in sediolo. Macchina che accelera e c'è stato subito l'errore di Excellent Point, mentre si avvantaggia velocissima Eleanor Di Poggio nei confronti di Eres Dorial Mail. Più a largo Ernesto Spritz. Preso una gran partenza Eleanor Di Poggio, che ora completa i 200 iniziali in uno svelto 14,8, ma già in fase di decelerazione nella seconda parte del parziale. Eres Dorial Mail cerca di riportarsi sotto, Ernesto Spritz in terza posizione, poi Einstein Grad. E intanto se ne vanno in 29,9 i 400 iniziali, con la favorita che conduce Eleanor Di Poggio. Giampaolo Minnucci in testa dopo i primi 600 metri di gara. Sono sempre seguiti da Eres Dorial Mail ed Ernesto Spritz, che ora accenna a spostare all'esterno, lo fa con maggior decisione quando siamo al passaggio davanti alle tribune, e va ora al sediolo della femmina. Ernesto Spritz cerca di avvicinare Eleanor Di Poggio, a contatto si mantiene Eres Dorial Mail, poi Einstein Grad. Cavalli che hanno completato i primi 800 metri con un secondo quarto in 30,5, il chilometro se ne va in 1,14,8, ma Eleanor Di Poggio per il momento è inavvicinabile. Eres Dorial Mail si mantiene alla corda in seconda posizione, con all'esterno Ernesto Spritz, più indietro Einstein Grad, cavalli a 400 dal palo, il parziale ora in 13,8 addirittura per Eleanor Di Poggio. Si impegna sempre all'esterno Ernesto Spritz, ma i ritmi sono vertiginosi. Alla corda rimane Eres Dorial Mail, più indietro invece non riesce a farsi sotto Estelle Matto. Completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo con Eleanor Di Poggio, che sta facendo un vero e proprio assolo, e nel finale si allunga ancora per concludere isolata in avanti Eleanor Di Poggio, mentre per il secondo posto sul palo forse ancora il numero 1 Eres Dorial Mail, che controlla Ernesto Spritz, ma i due sono vicinissimi. 1,13,8 il ragguaglio conclusivo dopo un 28,2 di penultimo quarto, un 29,5 a chiudere. Tanto è bastato a Eleanor Di Poggio e Giampaolo Minnucci per vincere nettamente questa quarta prova dal Savio in percorso di testa. Assoluto dominio per Eleanor Di Poggio, Giampaolo Minnucci in sediolo, Alessandro Gocciadoro al training per conto della scuderia Becchi ed Eni.